Profumo di alta classifica anche a Ferrara per Spal Perugia, Massimo Barchesi. Buon pomeriggio dallo stadio Mazza, giornata di sole a Ferrara e temperatura gradevole intorno ai 15 gradi. È la migliore premessa per una partita che si preannuncia assai interessante tra due squadre che hanno nel mirino obiettivi ambiziosi. La Spal, grande rivelazione del campionato, in caso di vittoria si porterebbe al secondo posto della classifica sfruttando lo scontro diretto tra Frosinone e Verona, ma per la formazione di Leonardo Semplici il compito si presenta arduo perché il Perugia è squadra ostica in piena zona playoff con l'intento di dimezzare il distacco proprio dagli emiliani. Si affrontano le squadre meno battute in campionato, solo 5 sconfitte con serie positive in atto. La Spal è imbattuta da 7 giornate e ha perso una sola volta nelle ultime 15 partite. Il Perugia è imbattuto da 5 gare e in 3 delle quali non ha subito gol. La Spal, reduce dall'ottimo pareggio di Verona, non avrà uno dei suoi elementi di spicco a centrocampo, Mora, che è squalificato, assente anche l'infortunato Gianni, che è il capitano degli emiliani. Nel Perugia tornano dal primo minuto Del Prete e Di Carmine. Passiamo alle formazioni, cominciando dalla Spal, unica squadra della Serie B ad aver schierato sempre nell'11 titolare giocatori italiani, cosa che si ripete anche oggi perché giocherà con il modulo 3-5-2 che prevede davanti al portiere Meret una linea difensiva formata da Bonifazzi, Vicari e Cremonesi, a centrocampo Lazzari, Arini, Castagnetti, Schiattarella e Costa, in attacco Floccari e Antenucci. Dunque in campo Meret e Bonifazzi, reduci dallo stage dei giovani con il commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura. Il Perugia di Christian Bucchi che cambia modulo, non il 4-3-3 bensì il 4-4-2 con Brignoli in porta, in difesa Del Prete, volta Monaco e Di Chiara a centrocampo, Brighi, Ricci, Gnauré e Dezzi in attacco, Di Carmine e Guberti, arbitrerà Di Martino di Teramo, 10ª presenza in B per lui, ha esordito quest'anno il 4 settembre scorso in Entel Avellino, terminata 2-0. A te Filippo Corsini. 5 minuti e 20 secondi di gioco, 0-0 tra Spal e Perugia, ma un minuto fa Perugia vicinissimo al gol del vantaggio. Bel lancio di Ricci per Di Carmine in area di rigore, ha provato a scavalcare Meret con un pallonetto, ma l'estremo difensore della Spal è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo ed è ancora Perugia che ha iniziato meglio rispetto alla Spal questa partita. Cross all'interno dell'area di rigore, pallone che esce dopo una deviazione, sarà ancora angolo in favore della formazione di Christian Bucchi, angolo che verrà battuto alla sinistra di Meret, Dezzi e Guberti anche sul punto di battuta. Vediamo Dezzi corto proprio per il numero 7 che si accentra, pallone in orizzontale intercettato dai giocatori della Spal che provano a partire con Schiattarella, servito Floccari, pallone leggermente lungo per Sergio Floccari, poi c'è l'intervento con pallone di Di Chiara all'indietro al portiere Brignoli che restituisce palla al suo compagno di squadra. Siamo al 7° minuto, qui a Ferrara 0-0 tra Spal e Perugia. Chiavari. Adesso c'è una punizione per il Verona, già battuta, 37esima. Floccari, il vantaggio della Spal, grandissimo gol della Spal. Scusa Bisantis, so che stavi per darmi la linea, te la restituisco per il parziale dal Matusa. Comunque la Spal in vantaggio. A te. È proprio così, 37esimo, Frosinone 1, Verona 0, Ferrara. Sì, dunque si è sbloccato il risultato qui alla Mazza, grandissimo gol della Spal, un sinistro fulmineo da fuori area da parte di Sergio Floccari, è il gol numero 4 in campionato per lui, non l'ha proprio visto il pallone Brignoli, letteralmente fulminato dal sinistro di Floccari, arrivato qui alla Spalla a gennaio in sostituzione di Cerri che si è trasferito al Pescara, e Floccari ha messo a segno la rete del vantaggio, si è tolto la maglia da regolamento, è stato anche ammonito, è cambiata un po' a sorpresa la partita perché il Perugia, non dico che la stava dominando, ma certamente aveva un possesso palla maggiore rispetto agli avversari. Spal in vantaggio sul Perugia per 1-0. Chiavari. 41esimo minuto, come detto nel flash su Frosinone, la Spal si è portata in vantaggio con Floccari al 38esimo minuto, grandissimo gol davvero quello realizzato dall'ex giocatore di Atalanta, Genoa, Lazio, Parma, Sassuolo e Bologna. Ancora Floccari, area di rigore, poi c'è la conclusione che sfiora il palo alla destra da parte
di Brignoli, conclusione di Arini e Spal vicina al gol del 2-0, partita che è cambiata come detto all'improvviso con il Perugia che ha giocato certamente meglio, ha costruito di più con la Spal che ha aspettato il momento propizio per colpire, una Spal che ha agito prevalentemente in contropiede fino al momento della rete di Floccari, gol che peraltro è proprio arrivato da una ripartenza dello stesso Floccari che da circa 25 metri ha lasciato partire un sinistro che ha fulminato letteralmente Brignoli. Imprendibile il pallone per l'estremo difensore del Perugia. 1-0 dunque per la Spal, è risultato importantissimo questo per la formazione di Leonardo Semplici, che in questo momento è seconda da sola in classifica in virtù del risultato di Frosinone, con il Frosinone che è avanti 1-0 sul Verona. Rimessa laterale in favore della Spal lungo il versante destro, 42 minuti 20 secondi nel corso del primo tempo. Spal 1 Perugia 0. Chiavari. Siamo all'ottavo della ripresa, Spal 1 Perugia 0, ma è solo Perugia in questo avvio di ripresa. Perugia contro Meret, l'estremo difensore della Spal che ha salvato per 3 volte la propria porta tra il quinto e il sesto minuto. 2 occasioni per il Perugia, cross dalla destra di Del Prete, in acrobazia è intervenuto Guberti nel cuore dell'area di rigore della Spal, la parata senza eccessivi affanni a dir la verità da parte di Meret, ma la posizione di Guberti era davvero pericolosa. Poi 30 secondi dopo ancora Meret su tiro dal limite non forte ma preciso di Ricci, pallone che stava per infilarsi nell'angolo basso alla destra del giovane portiere della Spal che tra meno di un mese compirà 20 anni ed è già entrato nel giro della nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. La parata di Meret alla sua destra e poi uscita dell'estremo difensore della Spal al sesto minuto su Dezzi dopo maldestro intervento di Vicari che involontariamente in pratica aveva servito il centrocampista del Perugia. Dunque Perugia che è rientrato in campo a testa bassa all'assalto nel tentativo di pervenire al pareggio, resiste la Spal in vantaggio 1-0 con la rete bellissima di Floccari al 38esimo. Siamo esattamente al 10° minuto della ripresa, dunque Spal 1 Perugia 0. Chiavari. 39,5, Frosinone 1 Verona 0, la linea va a Ferrara. Partita in bilico a Frosinone, partita in bilico qui a Ferrara, le 2 gare che riguardano l'altissima classifica. Siamo al 38esimo della ripresa con la Spal che è sempre in vantaggio sul Perugia per 1-0 e che ha avuto l'opportunità di chiudere la partita qualche istante fa su calcio d'angolo corto battuto, cross di Schiattarella, colpo di testa di Vicari, ma il pallone è terminato alto sopra la traversa. Un angolo arrivato dopo un'iniziativa sulla destra di Costa che era andato via in velocità, con Di Chiara che l'ha rimontato e ha rischiato tantissimo. L'esterno umbro è stato bravissimo ad andare sul pallone, a non provocare l'intervento da calcio di rigore. Solo angolo per la Spal, ma ripeto, da sottolineare l'intervento preciso nei tempi e nella coordinazione da parte di Chiara. Linea Ferrara. Angolo per il Perugia, il sesto della partita, batte Di Chiara, traiettoria ad uscire col mancino, pallone allontanato, poi Guberti, conclusione murata ancora una volta. Finotto, vediamo se parte il contropiede della Spal, ma siamo ancora nella metà campo della formazione padrona di casa. Ora Finotto ancora, c'era superiorità numerica non sfruttata dalla Spal. Costa, c'è Schiattarella solo in area, Schiattarella 2-0, il raddoppio della Spal in contropiede ed è il secondo posto in classifica per una Spal che sogna il ritorno in Serie A. Schiattarella 2-0 Spal. Frosinone termina proprio in questo istante, vi dobbiamo il racconto, anzi ve l'avevamo dato in diretta in realtà il racconto del 2-0 con la galoppata di Costa che ha messo in mezzo un pallone invitante che Schiattarella ha accompagnato in rete. La fabbrica del gol della Spal si conferma perché Schiattarella è il 15° giocatore della Spal ad andare a segno. Il finale dunque dallo stadio Mazza, Spal batte Perugia 2-0, 38esimo del primo tempo Floccari, 47esimo della ripresa Schiattarella e Spal seconda in classifica, e se il campionato finisse stasera sarebbe in Serie A. Te Corsini. Da Ferrara, Spal batte Perugia 2-0 Barchesi. Sì, ha sofferto all'inizio del secondo tempo in particolare, ma ha disputato una gara estremamente intelligente, contenendo
benissimo il Perugia nella ripresa, la Spal che dunque sogna sempre più il ritorno in Serie A, una Serie A che manca da 49 anni. 2-0, un gol per tempo bellissimo quello di Floccari al 38esimo del primo tempo, in contropiede al 47esimo della ripresa, nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi da Di Martino. Il 2-0 firmato da Schiattarella, come detto il 15esimo giocatore della Spal ad andare a segno. In questo momento i giocatori della Spal vanno sotto la curva ovest a festeggiare con i tifosi spallini che, come detto, sognano sempre più la Serie A. Questa splendida squadra che lo scorso anno è stata promossa dalla Lega Pro, che continua a stupire anche in Serie B. Il finale dal Mazza, Spal batte Perugia 2-0. A te Filippo Corsini.